Buonasera a tutti. Visti TV, il tenore di oggi di 20 del suo mese di gennaio 2026. Ben tornato, siamo in ocche, come diciamo, quando si presenta sulla situazione, rischiate tutto che siamo in allerta meteo, in temporata, siamo ma pare che siamo resistenti bene, insomma, non in tutto, però in gran loco. L'altro loco robata problema, se con una fotografia di Saida, pare qualcosa di diverso di Saida, non pare che manco è sempre, pare che come in coreani che si è accurziato è Montema di che era stato che si è accurziato a Saturno, magari non è stessa fotografia che data questa idea particolare. Bene, però io sto vedendo che oculato e pala niente che si chiede in palasa, però siccome questo un pacco che sa neura, si chiede tesade chi vorma a buon cammino che in Gurumuro, insomma, esatto, un rembeso de sade, è una fotografia un pacco particolare, eccola qua, lo pure ingrandita, Bene, iterare su Saravallo de Oie, non narata Mudinane, Namur Proenne, che sta su 60% prodotto già die, e bila aumentato un pacco verso già 8 de 0, 8 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima. E questo Mudinare Goi è a base chitta, è la che non fa che te metta danno, ma qualche brana la potete provocare, per esempio scheda sul terreno e non mantiene pruso. Bene, andiamo da innanzi, sì, ecco, arrivata sul tempo buono, a andare a schede proele, arriva mercoledì, che se la de proele verso la 9. Poi anche te caricate di scuttedda, Mudinedda verso la Sunnechi, ma è poi potuto da dire coculato ma abba nuda e dimos las che sono determina la delibera de questo del SSL numero 1 del numero la direzione strategica aziendale l'SL3 di Nuoro facendo seguito all'allertamento diramata dalla direzione generale della protezione civile con bollettino criticità eccetera eccetera per le giornate 19 lunedì e martedì 20 gennaio dispone quanto segue: tutte le prestazioni specialistiche nei 4 distretti sociosanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono sono sospese. Sarà cura dei direttori dei distretti riprogrammare tutte le visite già prenotate per le giornate di lunedì 19 e martedì 20. I dipendenti non addetti a servizi sanitari dei distretti e dei servizi amministrativi e della direzione generale potranno operare attraverso l'istituto del lavoro agile. È escluso da tale disposizione il personale operativo nei servizi ospedalieri dei presidi San Francesco, Cesare Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono. Poi a Musa delibera de vizi, ordinanza, delibera ordinanza numero 2, eccetera, eccetera, il sindaco, vista, eccetera, e così via, ordina la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per le giornate 19-20 gennaio 2026, per le giornate del 19-20 gennaio negli orari avviso di criticità, il divieto di sosta alla via Cavallotti su via Gramsci, il divieto di sosta su via Brigata Sassari dall'incrocio piazza Sproni sino alla piazza di San Giovanni, cioè Coconeto, il divieto di sosta sulla via Brescia, piazza Giovanni Falcone, via Carol Wojtyla, il divieto di sosta su via Salvemini e piazza Doneggio, la chiusura della strada provinciale senza numero dall'incrocio con la circonvallazione sud fino alla rotonda di località dell'Etoma, la chiusura della strada comunale denominata Cucureggio Culucchiri,
e poi Galu, la chiusura con divieto di transito della bretella di collegamento tra le vie Brigata Sassari e via degli Artigiani, Porchile. La chiusura della bretella di collegamento, praticamente stingosso in Gine di Zeta Melilla. La chiusura della bretella di collegamento tra via Mazzini e via Aldo Moro. La chiusura del divieto di transito con divieto di transito del guado del Rio Manno, cioè su queste sommergibili, insomma, in località Guore. La chiusura con divieto di transito dell'attraversamento sul Rio Manno in località Pischina del Selighe, Ponte sommergibile. La chiusura con divieto di transito dell'attraversamento sul Rio Manno in località Pruneda, che è un ponte sommergibile. La chiusura del sito archeologico di Romanzesu alla locale sezione di protezione civile e alla compagnia baracellare di attivarsi per la chiusura delle strade e attraversamenti summenzionati. Raccomanda alla popolazione evitare di occupare piani terra ed interrati delle abitazioni se non assolutamente necessario, evitare gli spostamenti non necessari e limitarli a quelli strettamente essenziali. Poi demanda alle forze di polizia, avverte, eccetera, eccetera. Più importante la mullessu. Andiamo a scorrere, festival parrocchiale dei ragazzi, toccata desiscrivere into adesso 20 chimbe del questo mese. Lo spizzinello schiana ha intenzione di cantare, si deve iscrivere, ma per la mamma lo deve iscrivere in poi su 20 chimbe, che bestie, bisogna preparare la scanzone perché deve essere suonata da su un complesso nottamboli, insomma, ecco, che suonano a compensare che sa musica lo spizzinello, insomma, ecco. Quindi iscritte lo spizzinello prima della scadenzia. Marcia per la pace, queste su 20 chimbe, Bitti, 25 gennaio 2026, programma della giornata, ore 9:30 arrivi, 11 comincia a marcia, fino da Piazza Mercata su Miracolo, a mezzodia e versa missa, a una lo pranzo, a 2:30 attività e preghiera finale. Sono lo spizzino della stazione cattolica, però tutti lo spizzino e manna sono invitati a partecipare a questa marcia del Sapacche. Bene, bene, bene. Poi vediamo pure articoli sul giornale, questa è la prima pagina dell'Unione, l'Unione Sarda, meteo, guardia alta nell'isola, anche oggi allerta rossa della protezione civile, 2 pastori salvati ad Urzulei, i sperditi, insomma, non inghidato, però poi lo hanno salvato. La moda in lutto, è morto a 93 anni Valentino, il mondo ha perso l'eleganza, 1932-2026, si è spento a 93 anni Valentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda, ridisegnò i concetti di lusso ed eleganza portando il suo stile e l'Italia in tutto il mondo. Bene, questo è allora, no, vamos a usare la pagina, la prima pagina, questa adesso nuova, questa è dell'Unione, e adesso nuova e non è andata a finire, non beste, boh. Mi è sparita la prima pagina adesso nuova, beh, la stappare dopo, allora, Bitti, Azione Cattolica, Marcia della Pace. Dopo la Marcia della Pace organizzata domenica scorsa a Macomer dalla Caritas regionale con la partecipazione di circa 1500 persone, Bitti ospiterà il 25 gennaio l'iniziativa organizzata all'Azione Cattolica della Diocesi di Nuoro. Sono attese molte persone per marciare assieme e invocare la pace. L'arrivo dei bus è in programma alle 9:30 nella piazza Falcone Borsellino, cosiddetta piazza nera, poi la tappa nella chiesa di San Giorgio. Quindi nel nome
della pace. Tutti i partecipanti sfileranno per le vie del paese a partire dalle 11, percorrendo la strada che porta al santuario della Madonna del Miracolo, cui a mezzogiorno sarà celebrata la messa. Al termine, attorno alle 13, è in programma il pranzo nell'area attorno alla chiesa, dove già nei giorni scorsi sono stati effettuati i sopralluoghi della protezione civile per mettere a punto al meglio il piano per l'accoglienza degli ospiti. Alle 14:30 si riprenderà fino alla preghiera finale per concludere una giornata intensa e molto attesa, che coinvolge nell'organizzazione le parrocchie di Biti e varie associazioni del paese. Siamo giù, quindi gusto succediti in Biti. Bene, andiamo da innanzi, l'ex artiglieria scommette sulle T, porte aperte all'istituto di ricerca, presto ospiterà un grande centro scientifico di valenza internazionale. Allora dall'ex artiglieria potranno prendere forma proprio progetti di elevato valore scientifico. Questo è l'obiettivo che si sono riproposti il comune capoluogo, la regione e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, con l'accordo siglato 4 giorni fa in municipio. L'impegno nella ricerca nasce a supporto del programma europeo dell'Einstein Telescope, che vede la miniera di Sosenato a Lula come sito scelto dalla candidatura italiana. L'accordo per la parte di competenza dell'amministrazione civica è stato preceduto in municipio da una delibera della Giunta che ha approvato lo schema d'intesa e dato mandato per la firma al sindaco Emiliano Feno, che nel momento di sottoscrivere i documenti ha sintetizzato il senso della partecipazione dell'ente al progetto. Ciò che si vuole realizzare nello spazio ex militare è un istituto di ricerca di valenza internazionale, mai nato prima d'ora in questo territorio. L'intesa non comporta oneri finanziari di partenza per i 3 partner, ma ognuno vi contribuirà via via in base alle esigenze dei progetti. E va bene, una bella iniziativa. Minnedo, il vino quindicenne, no, il Minnedo devi essere mamoiada. Allora, provincia, parte un censimento sui trasporti e studenti pendolari. Bidoni, chi si è caricata ai ciccolini di si occupare di questa cosa, puntiamo a razionalizzare i sistemi dei pullman per le lezioni, cioè praticamente anche in maniera che l'orario coincidano pure che sono l'orario che sospizzino. La richiesta da parte della provincia, scuola superiore per scuola superiore di Nuoro e del territorio è stata piuttosto chiara e porta anche una data di scadenza, il 30 gennaio. Entro quel giorno, scrive l'ente, alle 11 scuole superiori del Nuorese, che oggi contano 6.517 iscritti in totale, indicateci il numero di studenti pendolari che frequentano il vostro istituto, il paese di provenienza, gli orari di ingresso e di uscita delle lezioni, gli eventuali giorni di rientro. Il fine intermedio è altrettanto chiaro: fare una mappa degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado che ogni giorno per frequentare una scuola partono dai loro centri di residenza per raggiungere altri paesi o il capoluogo barbaricino e utilizzano pullman di linea o navette. L'obiettivo finale è quello di razionalizzare il sistema dei trasporti degli studenti pendolari. Siamo d'accordo, finalmente qualcuno che vi pensa, una buona iniziativa. Chissà chi le sesta, che ha bisogno questione di risolvere, chissà. Ah no, io come ho sbagliato pagina. No, pagina giusta. Vabbè. Groenlandia, quindi vabbè, no, che però avessi sbagliato sul numero che l'ha podato. Dilemma dell'UE su una risposta comune agli USA. Trump senza il Nobel
non sono in dovere di pensare solo alla pace. Su Pizzinedo Vissoso praticamente non è andato su Nobel e come resti imbrossinato e prima il pacifista è comandato una mazza dato su Nobel, quindi io non devo più fare che spacche ma guerra. Indiscutibile l'indipendenza dei giudici, no? Che il Mattarella ai magistrati ordinari in tirocino siate agenti della Costituzione, iscritti che battono un referendum, dai Capacco, dopo adesso, reparazione tra le due carriere, del magistrato, dell'inquisitore e del giudicante, che è un ammasettamento del magistrato, no? Che Landini alza lo scudo, alza il livello dello scontro, il governo vuole i magistrati sotto controllo, chiaro. Landini proponendo al leader della sinistra e quindi deve sapere Archiloco, non che non sia vero, è che Nordio, ministro della giustizia, io credo che la NM ormai stia un po' annaspando. Ancora scintille tra favorevoli e contrari alla riforma della giustizia, e ad accendere lo scontro questa volta ci pensa il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che da Napoli attacca questo referendum, non c'entra assolutamente nulla col far funzionare meglio la giustizia. Noi siamo qui per dire che il nostro problema non è limitare l'autonomia o indipendenza della magistratura, aggiunge. Il nostro problema è far funzionare la giustizia, che non funziona. Questo referendum risponde ad una logica totalmente politica di un governo che non solo sulla magistratura ma anche sull'informazione ma anche sul Parlamento ha intenzione di cambiare, di modificare radicalmente la nostra Costituzione con l'obiettivo di portare sotto il controllo politico anche l'azione dei magistrati. Infine, chiosa, sarebbe bene che questo governo non pensasse che i cittadini italiani sono un mondo di coglioni che non capiscano quello che sta succedendo. La replica arriva a stretto giro con una valanga di dichiarazioni scatenata soprattutto da Forza Italia, che difende la riforma e passa al contrattacco. Se per il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè Landini dice solo bugie, bugie. E chi è che non l'ha compreso che adesso obiettivo? Difendiamo il pecorino romano, fronte comune contro i dazi. New York, appello alle istituzioni del presidente del consorzio. Ma oggi difendiamo il pecorino romano. Difendere il pecorino romano dopo significa difendere un mondo di cooperazione internazionale che crea reddito, lavoro e valore culturale. Il nostro impegno è far capire che questo formaggio non è una minaccia per l'economia americana, ma un'opportunità condivisa. Le tensioni commerciali legate all'importazione dei dazi, dei dazi di Trump intensificano l'attività istituzionale del presidente del consorzio pecorino romano Gianni Maudi, che nei giorni scorsi ha partecipato a New York all'evento istituzionale promosso dal consorzio stesso, al ristorante Bucatini nel cuore di Manhattan, nell'ambito del progetto triennale Pecorino Romano on Top, un'iniziativa che è servita anche a rafforzare il dialogo con le istituzioni, gli operatori economici e i media statunitensi. Il mercato americano non è solo il nostro principale partner commerciale, ma una parte integrante della filiera del pecorino romano, ha spiegato il presidente del consorzio Maudi. ASL, Sensi reintegrato a Sassari, Cagliari e Olbia restano un rebus. Allora, Sensi è stato reintegrato che ha fatto il suo ricorso, ha subato che sia stato dimesso d'imperio da Etone, il che ha che pensare chi si tutto solo dirigente hanno fatto ricorso a Sutar, tutto ciò che ha fatto Todd è stato
reso illegale e inutile. Vabbè, illegale l'ha già dichiarato la consulta, la sentenza, insomma, ma su reintegra l'ha dichiarato sul tribunale amministrativo, cioè su TAR, e dunque che renare tutto ciò che è statuato su in attos politico e non di altro tipo. L'HDG ritorna alla guida dell'azienda sanitaria, ma potrebbe decidere di lasciare. Evidentemente la promessa agricole si è poi stata a Suyoku e diventa ingranaggio, pare che sia stato l'ingranaggio. Per le altre nomine la giunta prende tempo, tutto rinviato alla prossima settimana. Una Teobucco finanziaria, la presidente sarà in aula a Scott, Fratelli d'Italia, niente pagamenti ai medici. Giovedì mattina il confronto in consiglio, opposizioni pronti alla battaglia. Guardate bene che noi pure siamo sotto Ascot, cioè praticamente non abbiamo un dottore de base e quindi questo ascolto, il vizio ascolto chi provviditi a supplire, insomma. Però accanto pare che casa ascoltando del rinnovo in rinnovo e gli stipendi non è una cosa automatica, hanno tornato a deliberare e pare che come non sia impagato. Andiamo sbarrata temporata, sbarrata la strada 195, tremano Pirri e Poetto. Allarme per la pioggia e le mareggiate, caduta di alberi e torrenti esondati. E cioè in oche l'allerta meteo, avviso di criticità, noi siamo in zona numero 4, Gallura, e siamo in zona Ruia. Poi vabbè, a Kimbe, moderata criticità, zona Tirso, insomma, però in cui pure hanno tancato tutto. Ecco qua, vento e pioggia sulla strada, muore nello scontro tra due auto. In Barbagia, alberi caduti, scoperchiato il tetto di una scuola, Bitti sotto osservazione, a Rosei chiuso l'accesso al mare. Ecco qua, pioggia killer, Orosei, Bitti, strade chiuse. A Bitti, devastata in passato dalle alluvioni del 2013 e 2020, con diversi morti, il sindaco Giuseppe Ciccolini ha disposto per precauzione la chiusura delle scuole, come molti altri centri colpiti dal maltempo. Il comune ha emanato una serie di prescrizioni per la viabilità cittadina e rurale, adottando tutte le cautele necessarie per salvaguardare la popolazione, chiusure di strade provinciali e comunali, interdizioni negli attraversamenti sul Rio Manno e la chiusura del sito archeologico di Romanzeso sono le misure adottate. Vediamo che basta in ascolti ciriaco. No, guarda innanzi è arrivato il ciclone R, mezza isola resta chiusa, confermato per oggi il rischio di alluvioni e frane, scuole, mercati e uffici pubblici ancora sbarrati. Le raccomandazioni della protezione civile sono evitare spostamenti non strettamente necessari, stare lontano dalle zone alberate, non sostare su spiagge, moli e pontili, moderare la velocità in auto, specie con mezzi grandi e alternati, massima attenzione con i motocicli, prestare attenzione sui viadotti e all'uscita delle gallerie, mettere in sicurezza animali e oggetti mobili, gazebo, vasi, antenne, eccetera, eccetera, evitare l'uso di imbarcazioni e rinforzare gli ormeggi. Le piogge nelle ultime 48 ore sono, no, che visti non veste rune 108, lo de 115, visti non veste, ma è in mezzo di questo 2, quindi Ternare che visti pure
insomma, 28 milímetros de agua. Andamos innanzi. Nomina SL la giunta reintegra Sensi, questa unione sarda, Nuova Sardegna, non può stare a fare che stamattina cosa. Il caso Sassari e il verdetto del TAR, il manager pronto a prendere servizio. Bene, 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 bene. Andiamo da innanzi. Allora, sì al Mercosur con garanzie. Tajani, l'export crescerà di 14 miliardi. Battono, oggi raccoglierete il manifestante in Bruxelles contro questo accordo Mercosur. Bruxelles, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito a Strasburgo il suo sostegno all'accordo commerciale tra Europa e paesi dell'America Latina, evidenziando che l'intesa aumenterà le esportazioni italiane di circa 14 miliardi di euro, con ricadute positive su migliaia di posti di lavoro in un settore strategico per l'economia nazionale. Tajani ha ricordato che inizialmente c'erano dubbi su alcune parti dell'accordo Mercosur, soprattutto per alcuni comparti agricoli, ma il governo e i diplomatici italiani hanno ottenuto garanzie significative per gli agricoltori. Bene. PAC. Allora, il rapporto Greenpeace Europa. PAC. Una piccola fetta di beneficiari molto ricchi riceve la maggior parte dei sussidi della politica agricola comune, cioè PAC dell'UE, e quanto accade nei paesi come Italia, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Spagna, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto di Greenpeace Europa sui pagamenti del 2024, pubblicato alla vigilia di una nuova mobilitazione che vedrà gli agricoltori europei in piazza per chiedere una distribuzione più equa, cioè praticamente in cui pure queste chi è picca a meta e chi è piccata belle che nulla a sui soliti, insomma. Groenlandia gela le borse sono tutte in perdita, Parigi, Francoforte e Milano le peggiori, vola l'oro, dollaro in calo, il FMI in pericolo è la crescita. Minacce di Trump, le minacce di Trump bruciano 225 miliardi, l'UE studia i controdazi sui prodotti USA. Al bordo di Gaza con Putin, grana per Meloni, la Premier non va al forum e Parigi si smarca dal tavolo di pace. Davos, dopo le minacce di razzi agli europei che sostengono la Groenlandia, un'altra mossa di Donald Trump spiazza il governo italiano. L'idea di sedere nel board per Gaza, che debutterà al forum insieme a Vladimir Putin, ragionano fonte dell'esecutivo, potrebbe rappresentare un problema serio per Giorgia Meloni. Sono i due dossier che hanno occupato i pensieri della Premier nel suo viaggio di ritorno dall'Asia, durante il quale ha avuto molti contatti con altri leader europei, con l'obiettivo di spingere verso una de-escalation sull'asse transatlantico prima che sia troppo tardi. Prima del Consiglio dei Ministri, questi scenari potrebbero al centro di un confronto con il vice premier Matteo Salvini e Antonio Taviani. La riunione preannunciata dalla stessa Meloni, ma qualche cosa che non funziona in questa frase, vabbè, è comunque sia dopo l'invito a traso il duo al Marpionese, cioè Putin e Trump, chi praticamente in Davos deve discutere su
questa specie di governo da dare a Gaza. Iran, visto negato dall'ambasciata italiana a Teheran, studente iraniano a Torino bloccato in patria, ricorso al TAR, ora rischia la vita perché gay. Dipenderà da una decisione dei giudici amministrativi la possibilità di terminare gli studi all'Università di Torino per uno studente iraniano di 28 anni iscritto al quarto anno di medicina, rientrato in Iran nell'estate 2024, è rimasto in patria un anno e mezzo per motivi di salute. Lo scorso novembre si è visto negare il visto dall'ambasciata italiana a Teheran, lo riporta il Corriere della Sera. Nel ricorso al TAR del Lazio, i suoi avvocati sostengono che il visto sia stato negato sulla base di un documento inesistente. Inoltre il ricorrente è persona omosessuale, il cui orientamento sessuale in Iran, come è noto, è fonte di gravi ripercussioni financo alla pena di morte, e che la situazione dell'Iran è tale da mettere in pericolo la vita dei suoi cittadini, cioè cui los omosessuales non vengono ammissono e vengono eliminati direttamente. Eppure vamos, amico e companzo che sono disposto a si schierare che in tutto pezzi chi sos iraniano. Sconto fra treni, 40 morti, l'ipotesi di un guasto ai binari. Siamo in Spagna, i soccorritori sembrava di essere evento un film dell'errore. Beh, immaginate voi, due treni, le schitte scommente collano su una cursa a pare che sono ancorate sul binario e quindi non si deve stoccare, magari noi sti statu in pratica due vagones sono vestiti da fuori del suo binario e hanno toccato il treno che arrivano e batta un disastro totale, sono tanto sono morto e tanto sono addirittura bagalo 30 disperso che non riescono a identificare ed accanto sono ridotto al male, insomma, e tocca andare a fare analisi scientifica meta approfondita da polo individuale. Era come un film dell'orrore, ho visto tanti morti, tanti feriti e siamo tutti devastati. Ha raccontarlo Javier Mesones, un residente del piccolo comune di Adamus della provincia di Cordova, dove l'altra sera due treni dell'alta velocità sono deragliati causando la morte di almeno 40 persone, oltre 150 hanno riportato ferite di varia entità e 12 di queste sono al momento ricoverate in terapia intensiva. Mesones è stato tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia. Appena ha saputo l'incidente si è mobilitato con degli amici, con i quad sono partiti ad inoltrarsi nella zona impervia dove è avvenuto lo scontro tra i vagoni, difficilmente accessibile per mezzi grandi come le ambulanze. Capita sempre in questo loco di sperdito, questo incidente è sempre la distribuzione involata in terra in ocche proprio che ne speranza per una degli scampare. Dolomanno. E che in questo dolomanno, questo poverito lo tancamos, ci tenemos alle oie e nos damos l'appuntamento a casa e nos damos l'appuntamento a salvare le iniziative che vi sono. La prima invece Marco de Sapati organizzata